C'è una tecnologia italiana, anzi orgogliosamente veneta, che sta facendo registrare progressi notevoli nel trattamento di malattie neurodegenerative come la sclerosi multipla o problematiche anche avanzate di natura posturale. Un dispositivo in grado di stimolare i punti nevralgici del corpo senza rilasciare nessuna sostanza chimica. Si tratta di un piccolo dispositivo nato a Castelfranco Veneto da il dottor Fabio Fontana, che è di Enego, quindi è totalmente nostrano, e una volta applicati questo dispositivo, rilasciando una lieve luce terapeutica, quindi niente farmaco, niente sostanze chimiche, niente campi magnetici, la luce viene assorbita dalle cellule e produce energia. Attraverso questa energia il corpo riesce ad aggiustarsi e a muoversi con più fluidità. A livello posturale si ottiene subito un bilanciamento del tono posturale e quindi una diminuzione delle contratture e delle asimmetrie di movimento. Inoltre, ad ottobre 2023, gli inventori dell'ingrediente principale di questo dispositivo, ovvero i punti quantici, hanno ricevuto il premio Nobel per la chimica, a testimonianza di quanto le nuove frontiere della medicina puntino allo sviluppo di questa tecnologia che per un medico o un fisioterapista significa veder tornare il sorriso sul volto di chi soffre. Si capisce subito la gioia che provano queste persone nel risolvere qualcosa che invece durava da tantissimo tempo e coinvolgeva molto la qualità della loro vita. Quindi mi emoziona ancora tuttora e non c'è mai fine, insomma, della bellezza di aiutare queste persone.